Dal diario di Frate Notizia. Oggi fu giorno di letizia per lo convento e per li frati tutti, che ce ne andammo tutti i confratelli a tosare le pecore e gli agnelli. Si fa subito avante Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due. Manovrando con in mano il forbicione, nel gregge Cimabue fa confusione. Ma come fu che a un tratto s'è fermato, ed è così che si trovò tutto tosato. Cimabue, Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due. Or Cimabue coi vellici da sotto ne ha già tosati circa 48. E continuando sempre con più lena, inizia a sforbiciare un'altra schiena, ma, ohimè, la schiena è quella di un caprone e Cimabue decolla in ascensione. Cimabue, Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due. Ma che cagnara! Sbagliando si impara! Andammo alla ricerca in 22 e quando ritrovammo Cimabue per festeggiare l'operiglio corso, frate priore, che è un intenditore, tirò fuori un liquore al mondo raro, Don Bairo l'uvamaro. C'è l'amarissimo, c'è l'amaro amaro e c'è Don Bairo l'uvamaro, il nostro amaro, moderatamente alcolico. Uve silvane ed erbe eccellentissime gli infondono lo aroma e lo sapore. Solo Don Bairo è l'uvamaro. Don Bairo! Elisir amaro digestivo a base di uve silvane.